Rieccoci a distanza di un anno, il ritorno al convegno pirandelliano, 62esima edizione. Per la vostra scuola cosa rappresenta, cosa vuol dire essere qui? Vuol dire approfondire e conoscere il dialogo, la tensione che si è sviluppata dal carteggio Pirandello Marta Abba in questi anni su cui il convegno focalizza la loro collaborazione, una collaborazione che è dialogo, è tensione e che attraverso la scrittura ma anche la vita rende l'esperienza più intensa e più complessa, che è stata la loro nella stagione teatrale 25-28 e anche per noi che approfondiamo tematiche moderne, attuali, che stimolano i ragazzi a pensare, a scrivere. Per una giovane come me studiare Pirandello ha significato tanto, siccome un autore molto profondo, credo che sia uno di quelle poche persone che va a fondo nella realtà, ad esaminare gli aspetti che nessuno penserebbe mai di trattare, come anche altri autori, però Pirandello ha un modo di trattare e di comporre la sua arte in un modo che ti cattura, specialmente se sei una persona che prevalentemente studia materie scientifiche. Per me è stato un primo approccio molto interessante alla letteratura ed inoltre ho potuto studiare anche nel profondo l'intrinseco rapporto fra Pirandello e Marta Abba grazie alla stesura della tesina e ho potuto documentare molto della loro storia, una storia che all'inizio sembrava un rapporto del tutto professionale che poi si è trasformato e, come Pirandello stesso definisce, è stato un rapporto che gli ha infuso un'importante linfa vitale. Allora, io sono Nicole Lupini e io insieme a tutto il gruppo che si è occupato del cortometraggio ci siamo occupati sia della rielaborazione effettiva insieme all'aiuto dei docenti e delle persone competenti che ci hanno affiancato della rielaborazione di un paio di opere di Pirandello, ovviamente in relazione ai suoi trascorsi con Marta Abba, quindi per il tema del convegno di quest'anno, sia anche proprio della realizzazione del cortometraggio in sé per sé, quindi delle battute, della sceneggiatura, della proprio messa, della presa in gioco del cortometraggio in sé per sé. E questa occasione, comunque questo convegno, è un'occasione molto importante, è un'occasione che a parer personale non bisognerebbe perdere, poiché sì, è vero, a scuola noi studiamo effettivamente Pirandello e le sue opere, ma partecipare a questo convegno permette proprio di ampliare la nostra visione, le nostre conoscenze, il nostro modo di capire e di interpretare effettivamente il pensiero del Pirandello, ecco. Allora, per noi è una grandissima opportunità, noi sono veramente decenni che partecipiamo come scuola a questo progetto, è un qualcosa a cui la nostra scuola tiene tanto, soprattutto abbiamo cercato di rivalutarlo diciamo all'indomani del Covid, perché c'è stato un periodo in cui la scuola non è riuscita più a partecipare, invece negli ultimi anni siamo riusciti a far rinascere questo progetto come progetto interno alla nostra scuola e quindi sono molto soddisfatta del fatto che sempre più ragazzi del nostro liceo, anche piccoli, quindi anche ragazzi che sono lontani magari dallo studio di un autore come Pirandello, si appassionino ogni anno e ogni anno trovano qualcosa su cui lavorare, qualcosa per cui in effetti vale la pena poi essere qui ogni anno. Per te cosa rappresenta, cosa vuol dire essere qui in questo importante convegno internazionale? Allora, prima di tutto, prima di essere stato un progetto bellissimo per noi, per tutta la classe, abbiamo partecipato quasi tutti, è stata un'opportunità per esporre tutte le nostre conoscenze, ma anche la voglia di fare, la creatività e quindi essere qui e concludere diciamo, questo progetto che va avanti da tanto tempo, mostrare tutto il lavoro che c'è dietro e dare una validità a tutto quello che abbiamo fatto. È una grande soddisfazione, a prescindere dal risultato che sarà, siamo comunque già felici tutti quanti di essere qui, siamo impazienti di partecipare e anche di prendere tutto quello che sarà durante questo convegno con gli esperti. Quindi sì, già siamo felici, a prescindere dal risultato, siamo contenti di tutto quello che abbiamo fatto, ma anche di tutto quello che faremo qui. Per una ragazza giovane come te cosa rappresenta Pirandello?
Allora, io è stato il primo anno diciamo che l'ho studiato veramente perché a scuola ancora non l'abbiamo fatto come programma, però conoscendolo è un autore sicuramente molto moderno, nonostante sia di un po' di tempo fa, ci siamo ritrovate tantissimo all'interno delle sue opere, avendo scritto sia fatto un cortometraggio, sia fatto una tesina, non solo sono stata in contatto con quello che era il passato, ma l'ho anche diciamo, modernizzato ai giorni nostri ed è stato molto facile, quindi per me è stata una rappresentazione di tutto quello che sento dentro e tutto quello che è l'attualità, quindi per me è stata una figura molto importante. È stata una bella esperienza, interessante devo dire. Sono state per adesso 2 ore di estrema cultura che io non avevo ancora mai provato, è la prima volta che vengo a un convegno in tutta la mia vita ed è stata un'esperienza che è davvero piacevole e interessante soprattutto. Cosa conosci di Pirandello? Che autore è? Cosa rappresenta per te? È un autore che da sempre mi ha affascinato, sia per la sua idea di follia, che è molto vicina anche alla mia, sia per la sua conoscenza poliedrica di tutta la cultura che potremmo dire, quindi sia dall'aspetto politico, che dall'aspetto personale, che dall'aspetto anche romantico amoroso, come lo vediamo con la Abba. Allora sì, anche per me è la prima volta e devo dire che queste prime 2 ore si sono rivelate sempre molto interessanti e soprattutto stimolanti. Sono una grande appassionata di letteratura, soprattutto anche in questo caso di Pirandello. Durante l'estate ho avuto la fortuna di poter partecipare a un'attività di scrittura e comporre quindi una tesina in gruppo e ho avuto l'opportunità quindi di approfondire la figura di Pirandello, il suo rapporto molto complesso e sfaccettato con Marta Abba e fino ad allora non conoscevo questa figura femminile molto carismatica e quindi mi ha appassionato e mi ha colpito molto. Gli interventi dei professori sono stati molto mirati e approfonditi e hanno saputo rispondere in maniera molto semplice ma anche approfondita alle diverse domande poste dagli studenti e quindi sì, molto piacevole come esperienza.